Ci sono i volti di chi il Covid l'ha sconfitto e vinto, ci sono quelli di chi ha visto in Don Marco Galante un sorriso, una carezza, una benedizione prima di lasciare la vita lontani da tutto e da tutti, senza il conforto di parenti e amici. Ci sono poi i volti, le sofferenze e le gioie di chi in questi lunghissimi anni di pandemia ha cercato di guarire i malati, medici, infermieri, operatori sociosanitari degli ospedali riuniti Padova Sud, meglio noto come ospedale di Schiavonia, per lunghi mesi il Covid Hospital del Veneto. È stato un uomo di speranza Don Marco Galante, che dopo 8 anni di servizio come cappellano di questo ospedale, dove ha scelto di vivere 24 ore su 24 a novembre 2020, quando la pandemia colpiva duro, lascia Schiavonia per diventare parroco a Padova. Durante la celebrazione eucaristica vissuta nell'androne dell'ospedale, grande la commozione e la gratitudine per il servizio svolto, una gratitudine espressa a Don Marco anche da Papa Francesco, che gli aveva telefonato a sorpresa, abbracciandolo con parole di vicinanza ed esortandolo a non accostarsi mai al malato per abitudine.